Le note struggenti del Fantasia numero 2, opera 116 di Brahms, sono la migliore introduzione all'incontro di oggi pomeriggio. Saluto gli ospiti che sono con me, il professor Paolo Balboni dell'Università Ca' Foscari, il professor Enrico Fubini collegato da Torino, e ringraziamo l'Ateneo per questa occasione che ci consente di parlare di un libro molto particolare, una serie di racconti che il professor Fubini ha pubblicato nel 2019 per la casa editrice ETS, dal titolo I sogni del signor K e altre storie. Un primo libro di racconti, noi che siamo abituati a conoscere il professor Fubini dai suoi saggi, scopriamo invece una vena creativa totalmente nuova. In realtà ci sono dei punti di contatto tra l'attività saggistica e questa attività invece di scrittura creativa. Chi è abituato a leggere i saggi del professore ricorderà il suo metodo di lavoro, che circoscrive poco per volta il tema d'indagine, prendendolo
alla larga, poi sempre più sintetizza, sempre più focalizza e arriva all'idea fondante, con uno stile sempre molto, molto piano, molto semplice e efficace nello stesso tempo. Invece in questi racconti si parte da questa idea di fondo, ognuno di loro è fortemente caratterizzato da un'intuizione, una sola idea ma molto forte che dal centro si irradia e si articola man mano che il racconto procede. Ma lascerei la parola al professor Balboni che ci potrà dare un quadro più completo anche dal punto di vista formale e linguistico di questi racconti. Grazie. Mi viene voglia subito di far spaventare il professor Fubini facendogli notare che il signor K non è solo il personaggio principale del processo di Kafka del 25, ma è anche un rapper italiano 39enne di Bergamo che si chiama Signor K, il vero nome è Emanuele Belotti. Sull'estetica musicale del 2000 Fubini potrebbe avere uno shock in questo, inconsapevole. No, veniamo a fare le cose più serie. Stava parlando Letizia Michelon dello stile della lingua. In effetti è uno stile estremamente classico, molto basato su subordinazioni, cioè una lingua classica, molto diversa da quella che va di moda oggi in tutti i libri che poi diventano serie televisive, da Camilleri a Malvaldi a Carofiglio a Savatteri e così via. È una lingua comunque molto colta e studiata, ma non una lingua di finti colti che devono esibire la cultura. Lì traspare perché c'è, questa è la cosa. Ma la cosa più interessante di questo libro, che è stato una grandissima sorpresa, è l'idea di fondo che viene proprio ricamata e ricamata e ricamata, cioè il tema, come in una composizione musicale, poi tutte le variazioni sul tema, e il tema centrale è dare ordine al caos, ricostruire. Il primo racconto, che poi anche tecnicamente è un tour de force da teoria della letteratura contemporanea, è un'opera aperta, come diceva Umberto Eco, in cui il lettore deve metterci la sua parte a far da autore. C'è uno sconosciuto in treno, il personaggio in prima persona, che non è K, lo vediamo dopo. Ci sono alcuni racconti in cui c'è un personaggio che narra in prima persona, ritorna in più racconti, anche se di volta in volta è l'editor di un giornale, un padrone, un manager di un'azienda. Vuole viaggiare in scompartimenti semivuoti e ogni volta entra dentro qualcuno. Proprio uno vuole farsi una vita tranquilla e ti arriva il Covid dalla situazione. Ecco, il primo passeggero Covid che arriva lì è uno che ha una grande borsa, un borsone. Attaccano un discorso, il nostro protagonista si presenta come redattore di una casa editrice e quello prima di scendere gli dice che lui sta scrivendo la storia della sua vita e dopo che è sceso il protagonista vede un malloppazzo sul sedile, lo prende, lo porta a casa, se lo dimentica un poco, lo mette sul davanzale interno della finestra, un temporale apre la finestra, porta via gran parte dei fogli e lui si rimette a ricostruire una vita avendone solo frammenti e dovendoci mettere dentro parte della sua vita. Ma la stessa cosa succede in un altro treno in cui entra un altro passeggero Covid a disturbare, che ha un grande borsone in cui probabilmente ha degli scritti, ma non si sa molto bene come ricostruirli. Ma poi c'è un altro racconto in cui la scritta iniziale è manoscritto rinvenuto appallottolato in un cestino dell'immondizia di una stazione ferroviaria e lui si mette a rimettere a posto la storia. C'è un signore che prende con il signor K stavolta,
prende l'autobus ogni mattina, chissà dove va, gli viene voglia di inseguirlo per dare ordine alla sua esistenza. Lo stesso K passa tutta la vita a fare il cacciatore di farfalle dilettante e invecchiato trova un senso nel classificare, catalogare la sua collezione. Ultimo, proprio l'apoteosi nell'ultimo, chiamiamolo racconto, in realtà è una serie di frammenti, lo stesso Fubini usa più volte la parola frammenti. Il signor K è morto. Gli eredi scoprono in un cassetto tutta una serie di fogliettini in cui negli ultimi anni il signor K aveva scritto dei flash della sua storia, della sua vita, ma sono messi in ordine casuale perché sono stati messi lì e quindi c'è da rimettere in ordine la vita. Allora, tutto, ce ne sono altri in cui lui K vuole ricostruire la sua giovinezza attraverso un farmaco trovato in internet e quindi vuole rimettere a posto le sue storie. Tutti questi racconti sono dei tentativi di mettere ordine in una realtà che, in una poesia ma anche nel racconto dei fogliettini, è fatta, come diceva un altro grande poeta, di nuvole che vengono, vanno, grigie, bianche, scure, e devi cercare di mettere ordine, ma tutto si muove, le nuvole si fondono, si confondono, evaporano. Ecco, questa è la sensazione che si ha da questo libro, una lingua curata, una struttura perfetta, racconti che sono scritti come il fo, cioè sono racconti, ma in cui c'è un tentativo disperato di mettere in ordine un caos che però sfugge da tutte le parti. E la sensazione più bella è che solo la musica che fugge da tutte le parti alla fine possa, con la sua struttura, mettere insieme i ricordi, le paure, tutte queste cose. Per cui credo che un po' di musica adesso ci potrebbe anche far bene. Certo, infatti vi faremo ascoltare il Sogno d'amore di Liszt, perché un altro dei grandi temi di questo libro è appunto il sogno, anzi il confine molto sottile tra realtà e sogno, che attraverso il sonno appunto ci apre una nuova dimensione.
Ecco, la prima domanda, Enrico, che desideravo farti, una curiosità. Questa passione per la scrittura è una passione recente oppure un'attività che tu hai coltivato per tutta la tua esistenza, di cui noi veniamo a conoscenza però soltanto adesso? Da molti anni, mi sentite? Sì? Sì. Da molti anni che di tanto in tanto scrivo uno di questi racconti e ne ho scritti molti di più di quelli che qui sono pubblicati. Quelli pubblicati qui è una scelta che ho fatto tra racconti che mi sembrava che avessero una qualche omogeneità tra di loro, omogeneità nei temi, che il professor Balboni mi sembra che li ha enucleati molto bene e me li ha quasi fatti scoprire, perché spesso chi legge scopre delle cose che l'autore non se n'era neppure accorto. Per cui è una mia passione, posso dire, da molti anni, quella di scrivere. Poi a volte scrivo, a volte passano anni in cui non scrivo più, però è una mia segreta passione di scrivere racconti e anche poesie qualche volta. Questi racconti mi sembra che abbiano come tema principale proprio quello a cui accennava il professor Balboni, cioè una ricerca di mettere ordine nel caos, ricerca che poi si rivela illusoria perché la realtà non è mai così ordinata e il caos prevale sempre, anche se credo che sia compito poi di ogni uomo di cercare di ritrovare un qualche ordine o nella realtà o in se stessi, forse è la stessa cosa trovare l'ordine in se stessi e nella realtà. Credo che questo è uno dei temi che a me appassionano di più quando scrivo un racconto. L'altro tema che credo che è pervasivo un po' in questi racconti è quello del ricordo, cioè del rivivere in qualche modo il ricordo oscillando tra il sogno e la realtà. Poi la realtà non è mai totalmente sogno e il sogno non è mai totalmente realtà, c'è sempre, mi sembra, un'oscillazione questi due poli tra il sognare e l'essere nella realtà. Infatti questa atmosfera sognante e oscillante che tu hai descritto, secondo me si coglie molto bene in un altro dei brani che vi faremo ascoltare, cioè la Fantasia numero 6, opera 116 di Brahms, e sentirete in questa parte centrale anche quella vena di nostalgia che ho sentito poi anche nei tuoi racconti, per esempio proprio nel primo, questi ricordi del periodo della guerra, no? Del periodo dei profughi. Mi sembra che ci fosse nella tua scrittura alle volte, oltre quel tocco di leggerezza che la caratterizza, anche una vena nostalgica che bene esprime la musica di Brahms.
C'è indubbiamente anche questo tema della nostalgia, che però non sempre è una nostalgia dolorosa, è una nostalgia anche che ha un lato piacevole, un lato così che può assumere anche il carattere del divertimento, questa nostalgia, e che credo che si rivela spesso proprio nel mio racconto, nel mio modo di raccontare le cose. Per me il ricordo nostalgico è uno dei temi della mia vita, indubbiamente, è un mio modo di vivere, non l'unico, certo. Certo, ma i tuoi modelli letterari, quelli a cui ti sei ispirato nelle tante letture che ti hanno accompagnato nei tuoi anni? Non ho capito. I tuoi modelli letterari che ti hanno accompagnato, che ti sono stati un po' di ispirazione? No, assolutamente no. Non ho mai pensato a nessun autore, a nessun accompagnatore, né nello stile né nei temi. Sono cose mie più o meno valide, ma non è che mi sia ispirato a nessun altro raccontatore o letterato. Semmai delle musiche che possono essere al fondo della mia ispirazione, a cui spesso ho pensato mentre scrivevo questi racconti, spesso ho pensato a dei musicisti più che a dei letterati. Credo che un musicista che può essere presente in qualche modo, o anche due musicisti che possono essere presenti in qualche modo in questi miei racconti, sono uno Debussy e l'altro Shostakovich, che sono musicisti che io amo molto e che sento in qualche modo vicini a me proprio per questo tema della nostalgia. Uno del tema della nostalgia e l'altro un po' il tema di questa oscillazione tra sogno e realtà, questo più Debussy forse. Certo. Prego, Paolo. Ero molto incuriosito perché un libro di racconto di un musicologo come Fubini, uno dice ci sarà tanta musica, invece c'è solo Mozart che viene ossessivamente in mente al signor K in un racconto. Come mai solo un musicista e poi Mozart? Che l'ordine lui lo sapeva tenere nelle cose, non gli sfuggivano i foglietti qua e là. È indubbio che Mozart sapeva tenere l'ordine. Veramente c'è anche, mi sembra, nell'ultimo specie di racconto che c'è al fondo del libro, c'è un accenno a un adagio di Shostakovich. Se ricordo nei bene. foglietti trovati nel cassetto. Ma è un accenno. Invece c'è un racconto in cui c'è un Mozart ossessivo proprio, cioè il cuore del racconto è questa ossessione. Un quartetto di Mozart, che ecco, in quel piccolo racconto, il quartetto di Mozart ha proprio la funzione di sconfiggere il caos, di annullare il caos che mi circondava, che è il disordine della mia casa, anche il mio disordine nel mio studio, nei miei libri. Però questo sfondo che era il quartetto di Mozart mi sembra che avesse il potere di annullare, di sconfiggere il disordine o anche di fare apparire, direi, un lato costruttivo del disordine. Certo. E alle volte i tuoi racconti spiazzano, non so se anche il professore ha avuto questa sensazione, spiazzano perché iniziano come dei sogni luminosi, penso appunto gita da sogno, una bella gita in mezzo alla neve, che poi invece si chiude con un salto nel vuoto e probabilmente nella morte, no? Totalmente inaspettato, questa virata stilistica, un po' mi ricordava un brano che adesso ascolterete, cioè Orage di Liszt, no? Questa tempesta che poi crolla nel vuoto e nel buio, nel dramma, no?
Ecco, come ti è venuta questa ispirazione con Gita di sogno? È un sogno vero? Cioè i sogni che tu racconti prendono spunto da sogni veri o sono sogni ad occhi aperti? No, è un artificio letterario, chiaramente, non Ok. sono sogni veri, anche perché avvisavo proprio all'inizio del libro che io dimentico immediatamente i sogni, magari bellissimi, che ho fatto durante la notte. Quindi tutti i sogni di cui parlo anche in quei racconti notturni sono sogni immaginari, in realtà sono delle mie ideuzze che mi erano venute, che ho trovato il modo di esprimerle in questa finzione che era il sogno, e che è una finzione che io ho amato molto anche scrivendo questi racconti, perché questa finzione del sogno mi dà un po' questo senso dell'oscillazione tra il reale e il sogno, tra la realtà e l'irrealtà, tra la realtà e invece una realtà sognata che per me era più bella per esprimere la mia idea. In genere ogni raccontino di questo libro ha alla base un'idea, Certo. che poi è questa finzione del sogno a me piaceva molto perché era un modo di esprimere forse con più leggerezza questa idea. Certo, mi pare che un altro dei temi che un po' sono ricorrenti è il tema della relazione, il rapporto con l'altro, il desiderio di vivere la vita dell'altro al di là delle barriere che ci separano, no? Un tema un po' pirandelliano forse. Sì, questo è una delle idee che spesso ricorrono nei racconti e che ricorrono nella mia vita, cioè il desiderio di arrivare all'altro e l'impossibilità di entrare nella vita dell'altro. Questo è un po' un mio leitmotiv della mia vita, e che ho cercato qualche volta di tradurlo letterariamente nel racconto. Cioè, c'è una impossibilità di arrivare al fondo dell'altra persona, anche della persona più vicina che mi sta accanto, che può essere anche doloroso, ma è una realtà insuperabile. È curioso perché ci sono alcuni racconti che sono quelli in cui più ossessivamente, tipo sanguisuga di esistenza, il personaggio si aggrappa a questi altri poveracci con borse e borsoni per captarne la vita, e sono scritti in prima persona. Teoricamente è Enrico Fubini che parla. Poi invece i racconti del signor K, e poi chiederemo perché il signor K, sono scritti in terza persona, cioè il signor K viene visto da fuori, quasi che fosse un oggetto da studiare, proprio visto con molto distacco, mentre gli altri in prima persona sono sempre quelli con una persona che viaggia, che ha molte cose da fare, che ha una casa spesso disordinatissima, non si capisce se sia più l'incubo del disordine, dei mobili da traslocare, dei libri da mettere a posto, eccetera, o la realtà. Allora, prima persona vuole ghermire la vita degli altri, in terza persona si vede il signor K che cerca di mettere in ordine. C'è una differenza tra questi due personaggi, o sono tutti e due Enrico Fubini, o nessuno dei due, o chi più dei due? No, direi che sono chiaramente tutte e due sono Enrico Fubini. Probabilmente ci sono due Enrico diversi, infatti familiarmente mi chiamano Chicco, per cui ci sono due personaggi, uno è Chicco e l'altro è Enrico, che sono poi lo stesso personaggio. Direi che anche qui c'è questo piccolo artificio letterario che è di creare una specie di lontananza da me stesso, cioè un modo di guardare me stesso da 10 centimetri di lontananza, e questo è il motivo per cui in molti racconti il protagonista è questo signor K. È un modo, direi, per raffreddare un pochino la visione di me stesso, di cercare di
oggettivarla e di non essere troppo totalmente immerso in me stesso, nel mio personaggio. Questo credo che sia il motivo per cui ho cercato questo piccolo artificio del signor K e di non parlare sempre in prima persona. Parlare in terza persona direi che è stato per me un modo per allontanarmi un pochino da me stesso. Quindi in pratica il signor K è un chicco scritto in alfabeto straniero, insomma. Può darsi. E questa idea del signor K, cioè chiamare così questo protagonista, a me ha fatto venire in mente un po' Monsieur Croce. In realtà il tuo stile, la leggerezza, la sottile vena ironica mi ricorda molto gli scritti di Debussy, no? Dedicati a Monsieur Croce. No, non ci avevo pensato, però adesso che tu, Letizia, me lo dici, può darsi che ci sia qualcosa di Monsieur Croce, di Debussy. Anche lì Monsieur Croce, ovviamente Debussy stesso, e anche per lui forse era un modo così di oggettivare un po' la prima persona. Credo che ci sia qualche vaga analogia, si dice si parva licet, eccetera, componere. Certo. E poi forse un tratto musicale c'è dal punto di vista della forma, nel senso che alcuni racconti, già il professore l'aveva notato, sono una sorta di tema con variazioni, no? Cioè Sì, c'è sì. un tema centrale che viene, come dire, approfondito in più racconti, però si riconosce il tema. Una di queste collane proprio sono gli ultimi tre, no? Vita notturna 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Esatto. E lì il tema, uno dei temi mi pare importanti è quello del mistero che ritroviamo per esempio nel primo movimento dell'opera 27 numero 2 di Beethoven che ascolteremo.
Sì, sì, senz'altro, credo che hai ragione Letizia in dire, mi sembra che anche in questo hai individuato molto bene un tema a cui non avevo forse pensato. Infatti mi convinco sempre di più che il lettore di un libro scopre delle cose che l'autore, forse a cui l'autore non aveva pensato. Ma era per questo che all'inizio dicevo molto opera aperta, come Sì. dice Umberto Eco, cioè in cui l'autore deve metterci un suo contributo. Poi ognuno io per esempio, mi pare sia il racconto quello in prima persona del signore ossessionato dall'altro che prende sempre l'autobus con lui, sì. ogni mattina, ed è come se fosse l'enunciazione di un tema elementare. No? Ogni mattina prendevo l'autobus e mi trovavo quel signore assolutamente insignificante. E poi parte la prima variazione. E poi torniamo all'autobus il mattino dopo, seconda variazione. Torniamo... Cioè proprio un discorso, una struttura musicale classica. E finalmente in qualche modo c'è un denouement, c'è una soluzione, che non sempre è un bell'accordo maggiore, tranquillo, in cui tutto va in ordine. Ogni tanto sono degli accordi che si spengono e ogni tanto non c'è neanche l'accordo finale. In molti rimane solo il caos della serie di motivi, di tonalità, di modi che sono stati usati, e poi alla fine sta a te, lettore, trovare un accordo conclusivo, ammesso che sia possibile trovarlo. Proprio la scompaginazione, la scompaginatura di qualunque cosa diventano alcuni. Ma, sebbene questa sia follia, c'è del metodo in essa. A me i racconti che sono piaciuti di più, proprio io qua negli appunti mi sono scritto geniale la ricostruzione delle vite partendo dai frammenti. Cioè proprio dal punto di vista tecnico-narrativo, ma come potrebbe essere dal punto di vista musicale, se questa fosse un'opera musicale, c'è questa serie di frammenti che arrivano e poi in qualche modo, alla fine, tutto musica novecentesca ovviamente, non romantica e neanche classicistica, ma spesso nel Novecento succede questa follia che poi alla fine trova, pare, una soluzione. Qua ci sono dei racconti che sono proprio così, cioè la struttura classica in apparenza, tema, variazione, ma a un certo punto le variazioni sono tante per cui non saprai mai qual è la vita del Signore che ogni mattina vedi in autobus, non saprai mai qual era la vita compresa nel malloppo di fogli volati via col vento in parte, non saprai mai qual è la successione dei fogliettini del signor K trovati nel cassetto. Cioè, alla fin fine, ogni tanto il caos prevale, ma siccome lo hai raccontato, comunque è un caos sotto controllo. Anche il caos, i tavoli dei personaggi, le librerie, sono dei caos controllati. Come uno dice, Mahler è un caos controllato. Molto bene, bisogna dire, ma insomma. Il professor Balbone ha trovato veramente delle parole bellissime per descrivere uno dello sfondo un po' di questi miei racconti. E in effetti l'ultimo di questi racconti, che proprio rappresenta questo caos della vita, che però nell'atto del raccontarlo può assumere un certo ordine. In effetti poteva continuare quel racconto, poteva continuare all'infinito, perché volutamente parlavo di questi foglietti disordinati che non avevano una fine. Alla fine del racconto lascio anche aperta la possibilità che se ne trovino altri, chi lo sa che se ne troveranno altri se un giorno magari verrà fuori il seguito di questo racconto come il seguito possibile di una vita, che può essere la mia vita, ma anche la vita di un'altra persona. Credo proprio che questo senso della temporalità come un qualcosa di non rigoroso, la temporalità come possibilità di ordine,
che non è prevedibile. Infatti parlavo all'inizio anche di nuvole e sogno, no? Cioè è imprevedibile il corso nel vento del cielo dove finiranno le nuvole, però ci sarà un qualche motivo per cui anche le nuvole avranno un loro ordine nel disordine solo apparente che le porta in giro per il cielo, e così mi sembra che il mio racconto, almeno è quello che volevo esprimere, che poi ovviamente si riferisce alla mia vita. Certo. Mi sembra anche che sia un concetto molto legato all'alea controllata del Novecento, no? Cioè esiste Sì. una forma di caos, però con delle regole, no? Sì, sì, indubbiamente, proprio l'idea di un'alea controllata e di un'alea che è solo apparentemente disordinata, ma che può assumere un qualche ordine poi. E in qualche modo... Sì. Poi in questo ultimo racconto non c'è un progresso dei fatti che abbiano una logica temporale, per cui si va avanti e si va indietro. Compaiono immagini dell'infanzia vicino a immagini della vecchiaia, proprio per dire che in realtà l'ordine temporale delle cose è solo apparente, perché c'è un altro ordine che non corrisponde all'ordine temporale, all'ordine temporale più banale, insomma, della vita. È una sorta di tempo ontologico, quello a cui tu ti riferisci, contrapposto al tempo cronologico, no? Non un tempo lineare, Esatto. ma un tempo dell'anima, un tempo dell'anima, e comunque esiste un piccolo baluardo di sicurezza all'interno di questo caos sempre mobile che è quello della memoria. Uno dei racconti più belli secondo me è Il cacciatore di immagini, no? Che non è un pittore, non è un fotografo, ma è colui che riesce a catturare una sensazione vitale completa, che nessuno potrà mai cancellare, no? Una specie di giardino degli incantamenti in cui tutte le emozioni più profonde sono conservate. Ma anche lui va in giro durante la vacanza che passate insieme con uno zaino floscio, stavolta, sulle spalle. Cioè, la metafora sempre è quella del cassetto in cui ci sono i fogliettini, dei 2 borsoni o 3 borsoni dove ci sono i pezzi di vita, delle scatole con le farfalle, cioè questi contenitori in cui cacciamo dentro i pezzi di vita, che poi vanno aperti, e io stavo guardando qua 4 righe bellissime di quello dei foglietti. I piccoli fogli si accumulavano e ognuno era un frammento di un tempo lontano e a volte di un tempo molto vicino. Forse un giorno, rileggendo questi appunti e ripensando a questi squarci, a questi angoli dimenticati o impalliditi della sua vita, avrebbe potuto tracciare una debole linea rossa per collegarli. Ma la cosa interessante è che la linea rossa non è necessariamente, come diceva adesso Letizia Micheloni, non è cronologica, basta. È una linea non logica, ma analogica, cioè di associazioni. È il compito che ha il signor K, ma che hanno questi osservatori che amano i treni da soli o andare in gita in montagna da soli e così via, è quello di incuriosirsi delle vite degli altri. Domanda, ma è per non parlare della propria? No, non è per non parlare della propria, perché sì, anche per non concentrarsi esclusivamente in modo narcisistico sulla propria vita, questo sì, indubbio. Non c'è solo il ripiegamento narcisistico sulla propria vita, ma almeno nel desiderio c'è anche quello di esplorare le vite degli altri, le vite delle persone che mi sono vicino, che mi stanno intorno, degli amici, dei familiari. Questo c'è indubbiamente in me, questo desiderio, per cui è presente un modo per sfuggire dal narcisismo che è molto facile avere ed essere concentrato esclusivamente, egoisticamente su se stessi. Questo credo che si veda un po' dai miei racconti. Certo.
Bene, ti ringraziamo molto Enrico per essere stato con noi oggi, ringraziamo l'Ateneo per questa bella opportunità e per chi volesse ascoltare poi il concerto dei ragazzi troverete un link in cui è possibile accedere per ascoltare. Ringrazio moltissimo l'amica Letizia che ha organizzato questo il colloquio. professor Balboni che è stato... Il professor Balboni che vedo che ha letto con grandissima attenzione e interesse i miei racconti e attraverso le sue parole ho scoperto parecchie cose a cui non pensavo, per cui mi è stato anche molto utile. Beh, il professor Balboni poi è il fondatore della Casa della Poesia qui in Ateneo, quindi ha portato così la passione anche per la scrittura creativa nella nostra sede dell'Ateneo, quindi ci auguriamo che magari un tuo libro di poesie un giorno possa essere presentato qui. Grazie molte a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci.